Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Mancano 10 secondi al via alla prima corsa, confronto per cavalli anziani di categoria F. Prova molto aperta in cui non c'è un vero favorito, leggermente preferito agli altri Django Cup con quota un po' più bassa, 3,25. 4 per Dalila Griff, così come Zodiac Danny Griff, 4,25 dai Kiri DC. Praticamente tutti sullo stesso piano. 4 cavalli sugli altri, poi Emily SSG a 10. Autostart in movimento per la prima, confronto per anziani di categoria F. All'1 Emily SSG, Antonio Di Nardo, 2 Django Cup, Edoardo Baccalini, 3 Dalila Griff, Luca Schettino, 4 Barcellona San, Maurizio Cheli, 5 dai Kiri DC, Marco Stefani, 6 Zodiac Danny Griff, Edoardo Locisano, 7 Donatello Giorgio Cassani, 8 Eldorado Andrea Bigliardi, 9 Eva Light, Carmine Piscuoglio. Macchina che accelera, si prepara al lancio. Partiti. È veloce Barcellona San, a largo di tutti, Zodiac Danny Griff che prova a scavalcare dai Kiri DC, numeri alti che si stagliano in avanti. Zodiac che insiste su dai Kiri all'imbocco della prima piegata e passa a condurre. Dai Kiri in seconda posizione avanti a Django Cup, poi Dalila Griff all'esterno è rimasta Barcellona San, completamento dei primi 200 metri in 14,2. Sulla retta opposta alle tribune Zodiac Danny Griff si mantiene in vantaggio, prova a ridurre l'andatura, dai Kiri DC nella sua scia, terza posizione per Django Cup, all'esterno Barcellona San, quando i primi 400 metri di corsa se ne sono andati in 29,8, 15,6 il secondo paletto. Con calma ora Zodiac Danny Griff porta a spasso la compagnia, dai Kiri DC in seconda posizione, al largo Barcellona San con in scia Eva Light del Dorado. Sono tutti outsider quelli del treno esterno, i più attesi sono in corda e pertanto Edoardo Locisano scandisce parziali tranquilli alla contesa, 32,4 di rifiato la seconda parte di gara. Sempre al comando Zodiac Danny Griff, in corda dai Kiri DC, al largo Barcellona San, poi Django Cup con accanto Eva Light quando il chilometro se ne va in un comodissimo 1,18,3 a tirare indietro per Zodiac Danny Griff che ha sempre in scia dai Kiri DC, prova a muovere Eva Light, timida accelerazione della testa, Zodiac Danny sempre in controllo, con ora Eva Light che tiene chiusa dai Kiri DC, poi Eldorado che scavalca gli altri e si mette in terza corsia, in corda ancora Django Cup, intanto Zodiac Danny Griff continua ad andare piano, Edoardo Locisano che ferma il più possibile per scattare quando ci sarà l'open stretch per dai Kiri DC, accelera ora Zodiac Danny Griff, ci prova dai Kiri DC, allarga Eldorado, in corda Django Cup, Zodiac Danny Griff nel finale vince facile, guidato tatticamente in maniera impeccabile da Edoardo Locisano, al secondo dai Kiri DC, al terzo Django Cup, 28,4 ad arrivare, come era scontato che fosse, 1,15,7 ragguaglio cronometrico, Zodiac Danny Griff la vince andando al comando dal 6, controlla i parziali, vince facile, i colori sono quelli della scuderia Noma Farm, Edoardo Locisano che è anche allenatore del figlio di Ready Cash, che si impone nettamente dai Kiri DC, è seconda al terzo posto. Django Cup, tutto il treno in corda, 6-5-2 in numeri, il probabile arrivo della prima.